Venezia fu la sola città-repubblica a sopravvivere con una forma stabile di autogoverno fino alla Rivoluzione francese. È intorno al 300 che Venezia raggiunge la forma più armonica della sua struttura istituzionale. Bisogna dire subito che la Repubblica di Venezia sopravvisse non come forma di governo democratico, ma come modello repubblicano aristocratico. Anche qui gli organi centrali dello Stato formavano una piramide che aveva alla base l'Assemblea Popolare e al vertice il Doge. Fra l'una e l'altra vi erano il Maggior Consiglio, il Minor Consiglio e tutta una serie di organi e consigli con prerogative speciali. Nel XVI secolo Venezia diventa simbolo del saggio governo, originale nella sua struttura non meno del suo impianto urbanistico. Anche qui il dispositivo del sorteggio era molto utilizzato e veniva praticato con modalità estremamente complesse. Unica la città, unica anche la sua struttura statale. Basti pensare al sistema di elezione del Doge. La commissione che di fatto nominava il Doge era costituita da alcuni membri del Maggior Consiglio scelti per sorteggio. Il meccanismo che permetteva di arrivare all'insediamento della commissione era estremamente articolato. Dai membri del Maggior Consiglio venivano sorteggiati 30 nomi. I 30 nomi erano ridotti ancora per sorteggio a 9. I 9 ne eleggevano 40. I 40 erano ridotti sempre per sorteggio a 12. I 12 ne eleggevano 25. I 25 si riducevano per sorteggio a 9. I 9 ne eleggevano 45. I 45 restavano con un altro sorteggio 11. Gli 11 ne eleggevano 41. I 41 finalmente eleggevano il Doge. A partire dal XVI secolo, con l'affermarsi delle grandi monarchie, le piccole città-stato tardo-medievali che avevano sperimentato forme di democrazia diretta vengono assorbite dentro stati nazionali di vaste dimensioni. Lo Stato diventa entità staccata dalla comunità. Da qui maturerà la concezione di Stato moderno, Stato inteso come struttura istituzionale di potere impersonale e legalmente circoscritta. E da qui si svilupperà il pensiero politico liberale con il filone della liberal democrazia, che vedrà la partecipazione della comunità alle decisioni pubbliche non più direttamente, ma attraverso propri rappresentanti. La vastità del territorio amministrato non consente più forme di partecipazione diretta alle azioni pubbliche. Il cittadino ora si affida ai propri rappresentanti, ma nel contempo, non avendo più un controllo diretto della politica, sollecita limiti all'azione statale, che deve avere un ambito ristretto e deve essere vincolata per garantire la massima libertà possibile a ogni cittadino. Il teorico e filosofo politico francese Montesquieu, attivo nella prima metà del Settecento, sosteneva che le condizioni generali che avevano condotto al fiorire delle città-stato erano scomparse per sempre. Così dice nello spirito delle leggi. Nelle piccole repubbliche antiche il popolo aveva diritto di prendere risoluzioni attive, ma negli stati grandi è bene che il popolo si affidi ai suoi rappresentanti per fare le leggi. Per questi stati l'unica forma sana di democrazia è quella rappresentativa. Il sistema rappresentativo, sconosciuto al mondo antico, oggi è necessario alla grande dimensione degli stati. Bisognerebbe che il corpo del popolo avesse direttamente il potere legislativo, ma poiché ciò è impossibile nei grandi stati, bisogna che il popolo faccia per mezzo dei suoi rappresentanti tutto ciò che non può compiere direttamente. Il potere, che era in mano a tutti i cittadini nelle repubbliche cittadine, ora è in mano agli uomini dello Stato. È però esperienza eterna che ogni uomo, il quale ha in mano il potere, è portato ad abusarne, procedendo fino a quando non trova limiti. Perché non si possa abusare del potere, bisogna che il potere freni il potere. La separazione tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, uno a controllo dell'altro, in modo da costituire un sistema di freni e di equilibri, può
può conferire moderazione e giustizia all'azione statale. E inoltre è necessaria una Costituzione che limiti l'ingerenza dello Stato, anche se legittimato da una maggioranza, nella sfera dell'individuo. Spesso oggi si nota un senso di lontananza e distacco delle politiche nazionali dalla società civile. Viceversa, la dimensione cittadina e regionale vede maggiore partecipazione e vicinanza del cittadino alle decisioni politiche, a conferma che una non eccessiva dimensione territoriale consente maggiore impegno e maggiore consapevolezza del cittadino nelle valutazioni inerenti al processo decisionale. Non a caso, a fronte di una globalizzazione della politica, parallela a quella dell'economia, è sulla valorizzazione della dimensione regionale che si punta oggi per avvicinare il cittadino alle istituzioni. Inoltre, nuove forme di democrazia più partecipata potrebbero affacciarsi in prospettiva con il potenziamento e la maggiore diffusione delle nuove tecniche di comunicazione in rete, che già oggi consentono di seguire in diretta consigli comunali e regionali.